una forma di espressione artistica importante e soprattutto, se capisco bene, su come le opportunità di fruire di questo spettacolo è articolato nel nostro territorio del Nord. Mi pare un argomento molto interessante, di cui ringrazio per questo studio, su cui sono veramente interessato sugli esiti, adesso provo anche ad argomentare il merito. Poi purtroppo vi anticipo che io siamo qui con l'assessore anche al bilancio, che sa che un paio di urgenze in chiusura, a mezzogiorno abbiamo dovuto convocare una giunta d'urgenza e quindi vi chiedo scusa, non riuscirò a seguire tutto, ma sono interessato veramente alla documentazione e dentro nel merito. Credo che il caso di Rovigo, per quello che riguarda i luoghi di fruizione dell'arte cinematografica e quindi in particolare di sale di proiezione, sia un caso che merita approfondimento. Veniamo da un periodo in cui c'è stata l'assenza di una multisala attrezzata per rimanere nel circolo della grande distribuzione. Vari soggetti a livello locale hanno negli ultimi mesi cercato di compensare con fruizioni o adattamenti di spazi, sto pensando a Censer, sto pensando ad altri luoghi di proprietà della Curia, e in qualche maniera il tessuto territoriale ha cercato di far fronte a quella che è un'esigenza. Fortunatamente l'intervento di un operatore del settore ha dato recentemente una risposta organica ed appropriata, quindi immagino sappiate che Multisala ora Notorious ha riaperto da ieri, se non sbaglio, con quindi siamo qui a parlare di una realtà concreta e Rovigo è un capoluogo che ritengo che sia in questo momento fortunatamente è tornato alla notorietà, cioè scusate, alla normalità per quello che riguarda le sale cinematografiche. Rimane più in genere il tema di qual è l'evoluzione di questo tipo di infrastrutture da una parte e esigenze dello spettatore dall'altra, perché noi come amministrazione continuiamo a percepire vari livelli di richiesta e domanda da questo punto di vista, per cui quella più importante è quella delle multisale dei grandi circuiti di distribuzione, ma continuiamo anche a percepire altre esigenze ed è per quello che siamo assolutamente interessati anche nel merito, se vogliamo, della scientificità, della parte scientifica di questi indagini, a capire dove sta andando questa forma artistica, dove sta andando le prospettive di esigenze di mercato, quali soluzioni città limitrofe hanno trovato per andare incontro alle diverse richieste. E altro tema che mi interessa è qual è il livello anche di sostenibilità finanziaria di tutte queste forme diversificate, perché mi pare chiaro che il multisala in questo momento ha un determinato livello di sostenibilità legata alla numerosità delle sale. Altre forme di espressione che comunque rientrano non solo nelle esigenze della cittadinanza, sto parlando di forme di proiezione più legate ai centri, magari con una diversificazione anche di tipo di proiezione. Come amministrazione stiamo proprio cercando di capire che tipo di sostenibilità hanno, che tipo di organizzazione hanno, che esperienze, se vogliamo, che case studies o che tipo di benchmark si può avere sulle città vicine a noi. E quindi, scusate se sono stato un po' prolisso, però il tema è veramente di interesse e il vostro contributo, per cui siamo stati veramente lieti di ospitarvi, il vostro contributo nel merito della questione con la fornitura di dati e una fotografia della realtà esistente è per noi estremamente prezioso. Anzi, saremo anche interessati a quindi sul futuro di questo studio. Io mi taccio, quindi grazie ancora per questa presenza e bocca al lupo per i lavori che veramente vi chiedo di reindirizzarvi tutto il materiale che produrrete per oggettivo interesse. Grazie. Grazie Assessore per il suo saluto, per il suo intervento. E non è un caso, infatti, dalle sue parole penso che si sia capito, non è un caso che siamo qui a Rovigo. La scelta è caduta su Rovigo proprio perché Rovigo fino a ieri era un comune capoluogo
capoluogo del Veneto sprovvisto di sala cinematografica, e questo è un elemento veramente che preoccupa, e non devo dire io perché, emergerà sicuramente oggi in tutti gli interventi. E su questo la parola subito all'assessore Corazzari, che devo dire si è speso perché la Regione avesse una nuova legge sulla cultura. La legge sulla cultura ha assorbito la legge 25 sul cinema, che è lo strumento appunto per sostenere il cinema in tutta la sua filiera, ma in particolar modo le sale cinematografiche, e quindi ci aspettiamo anche l'assessore, è l'assessore regionale ma è di Rovigo, e quindi ci aspettiamo qualche parola interessante da parte dell'assessore Corazzari. Grazie. Grazie, buongiorno. Innanzitutto è un piacere portare il saluto a voi in un momento così significativo e simbolico per la nostra città, quindi un saluto istituzionale da parte mia, da parte della Presidente della Regione, che cade in un momento in cui andiamo a colmare una lacuna per tutto il nostro territorio, ma direi per la nostra regione, perché un capoluogo di regione è sicuramente deficitario nel momento in cui non ha un luogo come un multisala, un cinema adeguato a quelle che sono le necessità, le esigenze prima di tutto dei cittadini. E questo ci permette anche di fare una valutazione su quello che è un settore, un sistema che sta attraversando, come tanti altri aspetti del sistema culturale del Veneto e anche commerciale, dei profondi cambiamenti. Sono stati detti prima, in multisala interpreto come nell'ambito dello sport c'è il calcio, che è lo sport trainante che fa grandi numeri in termini di introiti, di incassi, che magari ha una minore attenzione ad aspetti di singolarità culturali, di attenzioni sul territorio, ma permette di generare quegli indotti all'interno dei quali poi si riescono ad avere le attenzioni anche per le altre realtà. Quindi dobbiamo anche interpretare questa iniziativa, che è un'iniziativa commerciale, che deve sostenersi dal punto di vista commerciale, come un'iniziativa positiva per tutto il sistema. Quindi questo è un punto di partenza fondamentale e che ci vede assolutamente felici di questa soluzione e di questo regalo di Natale che ha avuto la città di Rovigo. Abbiamo tagliato la torta l'altro giorno, io e il vice sindaco Tomo, è stato un momento fisicamente, è stato veramente un bel momento, perché per troppo tempo i cittadini di Rovigo e del Polesine hanno dovuto andare in altre città per godere di un film. Oggi esiste invece una struttura che è assolutamente adeguata anche dal punto di vista tecnologico, del comfort, e penso che si assisterà al fenomeno inverso, perché una multisala come questa, per esempio in altre città vicine, non c'è. Quindi adesso speriamo che qualcuno torni indietro. Certo, ma se viene qualche amico di Padova a vedere il cinema di Rovigo, magari si trova meglio e più comodamente seduto. Questo sicuramente è un aspetto positivo per tutto il comparto, però non bisogna dimenticare anche quella rete di sale cinematografiche che esistono sul territorio. In provincia di Rovigo abbiamo il cinema di Badia Polesine, che ha in certa misura supplito alle carenze del capoluogo, come Portoviro, ma c'è tutto un tessuto, come ha ricordato prima, di iniziative, come ha ricordato prima il vice sindaco, che sono nate perché c'è l'esigenza, c'è la voglia, c'è la fame di questo servizio, che è pur sempre un servizio culturale. E noi in questo collaboriamo da tempo con l'Agis per riuscire a garantire una qualche forma di sostegno e di vicinanza dell'istituzione regionale a questa rete delle sale cinematografiche. Non dimenticherei poi anche il sistema delle sale dei cinema parrocchiali, che per molti anni, per molto tempo, hanno garantito un punto di riferimento, una presenza in territori, in città, magari in contesti che sono di assoluto rispetto della nostra provincia e della provincia veneta. Oggi i numeri dicono che ci siano due aspetti: da un lato la sostenibilità economica, dall'altro la forte incentivazione, anche grazie a interventi governativi e legislativi da questo punto di vista, ma c'è comunque una sofferenza, perché
per esempio nella città di Rovigo abbiamo un cinema nel centro cittadino che è storico, che è di proprietario privato e che sicuramente, qualora trovasse una visione di apertura per il futuro, rappresenterebbe un'ulteriore offerta culturale per la nostra città molto importante, che potrebbe vedere la partecipazione delle istituzioni locali. Ne abbiamo parlato recentemente. Io penso che nel comune e nella regione si sottrarrebbe a una collaborazione da questo punto di vista. Quindi dobbiamo lavorare anche per far sentire una nostra vicinanza a quelle persone che vogliono continuare a investire in questo settore, non per fare solo il cinema da sé, ma per avere quel punto di riferimento, quel luogo di cultura, quel luogo di rete della comunità che è fondamentale e che è rappresentato dalle sale cinematografiche. Poi mi perdonerete, ma le sale cinematografiche sono anche entrate nel costume sociale. Quando si pensa alla sala cinematografica, a me viene sempre in mente il film di Tornatore Nuovo Cinema Paradiso. Quando ero ragazzino lo andai a vedere con le scuole, e mi ricordo questo fumo che saliva e trafitto dal proiettore, e un'atmosfera assolutamente religiosa, ma attorno a questa sala cinematografica si sviluppava la vita, le vicende, gli amori, le emozioni, i contrasti di tutta una comunità, di tutto un paese, di tutta la città, e queste erano le sale cinematografiche un tempo. Allora si poteva fumare, adesso non si può più fumare, però magari si può sostituire anche questo fascino, questo aspetto, con quelli che sono degli aspetti moderni. Facciamo tornare le nostre sale cinematografiche dei punti di riferimento della comunità, dei luoghi di ritrovo, dei luoghi di incontro, dei luoghi di confronto, dei luoghi in cui all'offerta cinematografica ci sia un'offerta più complessiva, per capire che questo è il nostro punto di riferimento, come quando siamo a un museo della città, che magari non tutti ci vanno, ma tutti lo sentono come qualcosa di proprio, come un elemento della propria identità, delle proprie radici. Le sale cinematografiche, soprattutto quelle sale che si trovano all'interno delle nostre città e non in un contesto commerciale, hanno anche questo valore, questo elemento ulteriore. Ecco, questo auspicio, la nuova legge sulla cultura, stiamo lavorando per darvi operatività, e sicuramente l'aspetto sia dello spettacolo dello vivo sia del cinema sarà uno degli aspetti fondamentali. Auspichiamo anche per il futuro di continuare a investire in questo settore, così come abbiamo investito nel settore delle produzioni cinematografiche. Abbiamo destinato circa 8 milioni di euro di fondi europei a sostegno delle produzioni cinematografiche che vengono a realizzare produzioni in Veneto e con maestranze venete. Abbiamo istituito per la prima volta la Film Commission regionale, che vuole coordinare tutti i soggetti portatori di interesse del territorio in un unico soggetto. Saluto la professoressa Lavarone, che è qua presente, che è consigliere di amministrazione, e che deve diventare appunto un elemento di attrattore e di costruzione di sistema del cinema in Veneto, affinché il Veneto sia sempre di più una regione, usando un termine che non mi piace, friendly, per chi voglia realizzare produzioni cinematografiche, in modo che qui possano trovare tutte le condizioni ottimali. Lo sappiamo, le abbiamo dal punto di vista delle location, dal punto di vista paesaggistico, abbiamo sicuramente delle professionalità, delle maestranze di altissima qualità. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, perché chi, come succede in altre regioni che hanno molto investito in questo settore, ritenga di venire a realizzare un film o una fiction nella nostra regione, possa trovarvi tutte le condizioni ottimali, tutta l'assistenza e tutti gli investimenti necessari. Non mi dilungo oltre, vi complimento per l'iniziativa e vi auguro buon lavoro per questo incontro. Grazie Assessore. È chiaro dalle sue parole che ci sia un lavoro notevole da fare, però lei lo sa che questo lavoro non ci spaventa, perché ci sono obiettivi condivisi, c'è, come dire, ci sono una serie di presupposti, quelli che lei ha indicato, la Film Commission, e quindi la filiera, le sale, anche la distribuzione. Con la direzione spesso ci poniamo il problema di dare spazio a prodotti che faticano a entrare in sala, quindi sono tutti dei passaggi che sicuramente ci impegneranno nei prossimi mesi. E ricordiamo il cinema a 3 euro. E il cinema a 3 euro, certamente, anche perché su questo è vero che il reddito di cittadinanza ha comunque aiutato a sconfiggere la povertà, non è una battuta, non è un'ironia sulla forza politica, era un
un elemento sul fatto che effettivamente ci sono persone e famiglie che non arrivano a fine mese, e fornire e dare la possibilità di andare al cinema con 3 euro, in tutti questi anni abbiamo verificato che ci sono tante persone che aspettano proprio quei mesi lì per andare al cinema, quindi è vero che ci sono ancora cittadini il cui accesso allo spettacolo dipende anche dalla leva a pezzo. Scusate l'inciso. Il nostro presidente dell'Agis, Franco Roser, grazie. Grazie direttore, grazie a voi di essere qui. Ovvio, ma faccio con piacere un saluto alle autorità, all'assessore comunale, all'assessore Corazzari, con il quale abbiamo un rapporto molto forte, un rapporto collaborativo molto forte. È vero, oggi essere qui ha un significato, no? Moltiplica il significato dell'oggetto, nel senso che Rovigo dopo parecchi anni ha finalmente una sala cinematografica operante stavo dicendo prima, pensando prima da ore praticamente, non addirittura da giorni. Ci troviamo di fatto verso la fine, le ultime battute della legislatura regionale, che è stata una legislatura importante per quanto riguarda le attività culturali e anche per quanto riguarda il cinema. Sì, certo la Film Commission, certo l'attenzione, ma soprattutto la legge sulle attività culturali, che comprende quindi anche il cinema. Quando parliamo di attività culturali parliamo di tutte le attività culturali, non solo dello spettacolo riprodotto, cioè del teatro, la danza, eccetera, ma parliamo dello spettacolo riprodotto, dello spettacolo dal vivo, parliamo delle attività culturali in genere, dalle biblioteche ai musei, eccetera. Questa legge, che è una legge importante, dicevo, e che se si riuscirà, mi permetta l'assessore Corazzari, a scrivere i decreti attuativi in maniera, come dire, con la testa e con il cuore, no? Insieme, voglio dire, potrà essere una legge innovativa a livello nazionale, e dobbiamo, secondo me, avere questo senso, questo orgoglio, così come oggi è orgogliosa Rovigo di avere di nuovo il proprio cinema. Noi dobbimo essere orgogliosi di poter giocare a livello nazionale questa possibilità di avere una norma regionale avanzata rispetto al resto d'Italia e in linea con le tendenze europee. Prima, non so chi è stato a intervistarmi, non lo conosco, ma mi hanno intervistato e ci dica praticamente cosa sarà quello che ci spiegherete. Ieri eravamo assieme a Roma con il direttore Sartore e mi ha illustrato per grandi linee, certo che sapevo, ma mi ha illustrato il contenuto di quello che il professore poi mi spiegherà. E lo vediamo, sarà plastico il sistema di sviluppo delle sale cinematografiche del Veneto, ma secondo me questo sviluppo lo potremmo, come dire, a fotocopia portarlo in altre regioni di questa entità di popolazione. Nel senso che, ed è, ripeto, evidente, le attività culturali, il cinema è un'attività culturale, le attività culturali debbono per loro natura seguire lo sviluppo delle comunità in cui operano. È strettamente connesso questo fatto. Se così non fosse, non sono attività a servizio della comunità. Ma non solo.
Cos'è stato in questo periodo, in questi decenni, il posizionamento delle attività culturali? Il posizionamento delle attività culturali è stato esattamente questo, e la legge del Veneto, la legge del Veneto lo prevede, cioè di fatto da un'attività di, virgolette, riempimento del tempo libero, chiuse virgolette, ad attività che viene connotata all'interno del diritto di cittadinanza, cioè a dire l'attività culturale è parte integrante del diritto di sviluppo della personalità e dei gusti dei componenti, dei cittadini componenti della comunità. Ecco, quindi noi operatori in primis dobbiamo sentire questa responsabilità ed è questo il nostro agire. Se così non fosse, anche noi saremmo fuori mercato, fuori gioco, insomma, per capirci. Concludo con due battute strettamente collegate. Ieri eravamo a Roma per l'Assemblea Generale dell'Agis. L'Agis ha molte componenti, spettacolo dal vivo, spettacolo riprodotto. Oggi non possiamo parlare di cinema in senso come dire, stretto, ma in senso largo. Esistono i cinema, l'ACEC piuttosto che la produzione cinematografica, per cui le grandi sale, le piccole sale, le piccole monosale che hanno pubblici spessissimo diversi. Per cui non esiste il pubblico del cinema, così come non esiste il pubblico della musica, ma esistono i pubblici del cinema, esistono i pubblici della musica. E quindi all'operatore spetta un compito molto raffinato, il monitorare, osservare, ascoltare, raddrizzare il tiro rispetto alla proposta. L'Agis rappresenta questo mondo. L'Agis rappresenta tutto questo mondo. Chi non si sente rappresentato ogni tanto, da sempre, la storia ce lo insegna, ogni tanto ci sono delle spinte isolazioniste, insomma, no? La Brexit, insomma, no? Il popolo britannico ha deciso di andarsene dall'Europa. Noteremo che sarà un errore per il pubblico britannico, ma insomma ognuno deve fare la propria strada. Quello che a me interessa è trasmettervi quest'ultimo concetto. Ieri l'Assemblea Generale dell'Agis ha approvato un documento di condanna al Parlamento ungherese, che ha appena approvato una legge che controlla direttamente l'operato delle attività culturali del proprio paese, come dire, dicendo chi cinema piuttosto che teatro, piuttosto che eccetera, dimostra di non essere d'accordo con il governo, potrà essere sanzionato.